Nel frattempo vi informo degli organizzatori di questo evento. È il gruppo Cittadini Oltre la Crisi, un gruppo che si è formato 2 anni fa in città da parte di semplici cittadini che hanno cominciato ad interrogarsi su questi temi economici e hanno cominciato ad informarsi, e gli è venuta voglia ovviamente di allargare il loro raggio d'azione come divulgatori, ed è per questo che ci ritroviamo qui praticamente senza sponsor, senza niente, solo nell'intendimento di comunicare con altri cittadini queste nostre scoperte, queste nostre perplessità, perché le cose di cui abbiamo parlato questa sera, oltre ad avere l'aspetto economico, hanno un aspetto anche di carenza di democrazia. Stiamo purtroppo scivolando verso una grossa emergenza democratica, perché per sostenere questo tipo di moneta unica praticamente gli stati europei che vi partecipano sono costretti a soccombere a livello democratico. Per cui tutte le convinzioni che magari ognuno di noi poteva avere prima si stanno sconvolgendo. Noi abbiamo un centro-sinistra in Italia che sta facendo una politica di centrodestra, e abbiamo in Francia Le Pen che è un partito evidentemente di destra, che però sta facendo una politica più avanzata, per cui i nostri parametri di destra e di sinistra oramai non hanno più senso. Il problema che abbiamo e di cui dobbiamo essere consapevoli è di libertà, cioè si sta andando verso questo pericolo, per cui la libertà non è un bene negoziabile. Noi abbiamo pensato questo. Io faccio parte di un'associazione che si chiama Società Sostenibile, che insieme a Cittadini Oltre la Crisi ha organizzato questa cosa. Loro sono già formati da 2 anni, noi come associazione invece siamo molto giovani, però ci poniamo come scopo primario la promozione di una società sostenibile. Ecco, questo tipo di economia non è sostenibile, intesa come un sistema sociale in cui si vive in equilibrio dinamico con l'ambiente naturale, dove le persone hanno soddisfatti i propri bisogni biopsicosociali in un ambiente adatto allo sviluppo fisico, psicologico e creativo delle persone, nel rispetto della natura e delle altre specie animali. Ecco, noi ci ribelliamo a quanto vediamo in Grecia e a quanto stiamo vedendo in Italia, perché ci sembra che la situazione attuale sia l'assoluta negazione di quello che noi vorremmo vedere come sostenibilità all'interno della società. Per cui ci stiamo dando da fare, creando collaborazioni e network insieme ad altri gruppi, proprio per informare i cittadini, e perché prima o dopo ci troveremo a dover decidere di questo. Un'ultima cosa, molto molto prosaica diciamo, però vorrei poter contare sulla vostra assistenza, nel senso che praticamente noi appunto non abbiamo sponsor e ci autotassiamo per fare queste manifestazioni. Praticamente loro vengono a costo zero e sono bravissimi, e noi praticamente dobbiamo cercare di coprire soltanto le spese della sala per non essere in deficit per i prossimi incontri. Se gentilmente potete lasciare un'offerta, ecco, se tutti quanti noi questa sera riusciamo a inserire nella cassettina €1, ci siamo guadagnati questa sala. Anche se è a debito. Anche se è a debito. Bene, allora ci siamo proposti anche di proporre delle soluzioni, perché quello che abbiamo sentito fino adesso è lo scenario che ci troviamo di fronte, affrontato in maniera molto rapida, però è soltanto un semino. Chi è interessato può avere degli input per poi continuare ad informarsi per conto proprio, appunto attraverso internet o attraverso delle pubblicazioni ottime che in questo periodo stanno girando copiose. Una delle soluzioni che vengono proposte da parte di Mozart Economy, giusto? Giusto? È la MMT, la Modern Money Theory. Money Theory. Ecco, Marco ci spiegherà di che cosa si tratta. Non sono un esperto di Windows Software, se per cortesia potete aprirmi anche dentro il computer. Sì, allora, vorrei collegare il ricevitore del telecomando e se sono preso il USB liberato.
scusate i problemi tecnici che capitano. Ok, vorrei aprire da chiavetta perché Windows Software non l'ho mai usato. Buonasera, mi sentite tutti? Buonasera a tutti, sono Marco Cavedoni, coordinatore della Regione Veneto del movimento ME-MMD. Che cosa sta a significare questa sigla? Allora, ME è Moser Economics e deriva dal nome del fondatore del nostro movimento economico. MMD sta per Modern Money Theory, in italiano teoria della moneta moderna, e questa è una scuola economica post-keynesiana che parte dei presupposti per descrivere il reale funzionamento dei sistemi monetari a moneta sovrana fiat. Che cos'è la moneta sovrana? La moneta sovrana è una moneta emessa in condizione di monopolio da uno Stato e ci sono tre particolari caratteristiche che devono essere soddisfatte da questa moneta. La prima, come ho già accennato, è che deve essere messa in monopolio dallo Stato, ossia il governo di questo Stato deve essere l'unica entità che materialmente può emettere questa valuta. La seconda caratteristica, come già accennava per lei nella sua presentazione, è che questa valuta non deve essere agganciata ad alcun bene reale, quindi non c'è l'aggancio all'oro, come giustamente diceva per Merkel, questo aggancio è stato eliminato nel 1971 dalla decisione del dell'allora presidente degli Stati Uniti Nixon. Terza caratteristica fondamentale, molto importante, è che questa valuta non deve essere scambiata, non deve essere legata a un tasso di cambio fisso con un'altra valuta, quindi deve essere liberamente scambiabile sul mercato e quindi libera di valutarsi o anche di svalutarsi. Facciamo un esempio, l'Argentina fino al 2001 aveva agganciato il valore del peso al dollaro, questo faceva sì che l'Argentina per spendere materialmente prima dovesse procurarsi i dollari, perché doveva sempre garantire l'aggancio, la convertibilità con cambio 1 a 1 del peso per dollaro. Tutti i discorsi che faremo questa sera anticipo già che necessitano di una forte apertura mentale di tutti noi, perché veramente qui andiamo a sfatare dei concetti che ci sono stati ficcati in testa fin da piccoli e che quotidianamente continuano a venirci trapanati nel cervello dai media, da tutte le maggiori testate economiche nazionali e internazionali, insomma da tutto il mondo dell'informazione. Noi dobbiamo aprire la nostra mente e partire da un presupposto. Proviamo un attimo a pensare non a noi popolo che abbiamo man mano nel tempo guadagnato sempre più diritti, sempre più benessere. Proviamo a ragionare con la testa di chi alla fine questo potere di governare la nostra vita l'ha perso nel tempo. Provate a pensare al Medioevo, c'erano i nobili, la Chiesa da una parte, per poi arrivare ai tempi più recenti, quindi le grandi aziende, le rivoluzioni industriali, i grandi gruppi, le grandi aziende che controllavano le materie prime, il carbone e l'acciaio. Non è un caso che l'Unione Europea nasca appunto dalla comunità economica del carbone e dell'acciaio, ai grandi proprietari terrieri che, come dice l'economista Antonino Galloni, con l'applicazione delle politiche keynesiane in Italia dopo guerra sono stati pian piano messi da parte. Proviamo un attimo a ragionare con le teste di queste persone che
hanno dovuto cedere qualcosa affinché noi potessimo arrivare al benessere. E secondo voi è andata bene? È andata bene a queste persone di perdere tutto questo potere nel corso del tempo? È razionale pensare che questo non gli sia affatto andato bene. Compatibilmente con gli strumenti della modernità hanno quindi tentato di ritornare al potere, ritornare nelle condizioni in cui materialmente potevano governarci dall'alto, però con gli strumenti della modernità, in questo caso con le grandi menzogne dell'economia neoclassica e neoliberista, che è quella che noi combattiamo. Noi siamo una scuola post-keynesiana che si rifà a John Maynard Keynes, che è in assoluto uno dei più importanti economisti, probabilmente il più influente economista del XX secolo. E sono proprio questi gli argomenti che vedremo questa sera, quindi il reale funzionamento dei sistemi monetari, l'importanza della sovranità monetaria per qualsiasi Stato che ami definirsi tale, quindi per qualsiasi popolo che abbia a cuore la libertà, l'autonomia nel gestire la sua economia e nell'assicurare il pieno benessere della sua popolazione. Sfatteremo i falsi miti dell'economia neoclassica, quindi nel nostro caso della liretta, la nostra ex valuta sovrana. Parleremo, purtroppo velocemente, perché non abbiamo molto tempo, anche della storia dell'Unione Europea, ossia di come sia stato possibile arrivare alle condizioni attuali, quindi a una condizione di completa messa da parte dei popoli, di completo annientamento delle loro sovranità, dei loro diritti. Vedremo il perché di tutto questo. Gli economisti delle nostre scuole economiche sono questi signori. Allora, partiamo con Warren Mosler, che come accennavo è il fondatore della Modern Money Theory. Lui è in assoluto uno dei più autorevoli esperti del mondo dei sistemi finanziari e monetari, addirittura anche nel 1991 ha fatto il consulente al ministro Luigi Spaventa, che era uno dei massimi funzionari a quell'epoca che operavano all'interno del Ministero del Tesoro. E cosa è successo nel 1991? L'Italia aveva un alto debito pubblico pari al 110%, adesso non ricordo più o meno, al 110-120% del PIL. Tutta l'economia che va per la maggiore, quella che domina l'informazione, l'economia mainstream, i media e tutti, dicevano che non era possibile andare avanti, che l'Italia stava fallendo, che bisognava fare qualcosa, che l'Italia non poteva più pagare i suoi titoli di Stato. Bene, dopo questo dialogo Warren Mosler fece capire al ministro Luigi Spaventa che in realtà i titoli di Stato, nello Stato la moneta sovrana, non hanno fatto la funzione di finanziare la spesa dello Stato, proprio perché il monopolista, il primo che le può emettere è lui, lo Stato. E più tardi approfondiremo bene questi discorsi. Fatto sta che nemmeno una settimana dopo il governo italiano annunciò che avrebbe pagato tutte le sue incombenze in scadenza e non ci fu alcun problema, l'Italia non fallì. Un altro economista molto importante è Matthew Fostater. Lui è un economista che lega e l'MMT anche gli aspetti ambientali, quindi per gestire l'economia nel nome della ristrutturazione del nostro sistema produttivo a fini ecosostenibili, e nel 2002 ha partecipato a una mission organizzata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro per salvare l'Argentina dopo il default del 2001, con un particolare programma di lavoro garantito. Di fatto risollevò quell'economia dalla crisi e comportò negli anni seguenti a quando fu implementato questo programma che quel paese di fatto avesse in questi anni il PIL, l'aumento annuo del PIL maggiore al mondo. Si parla di percentuali del più 7, più 8% ogni anno. Andiamo a Parmesse invece è un economista della scuola del circuitismo, che è quella scuola economica, non è MMT, è una scuola economica che parte dal presupposto di descrivere il funzionamento della moneta nel circuito endogeno, quindi la moneta orizzontale, ossia quella che utilizziamo noi, il cosiddetto settore non governativo, quindi cittadini, aziende e banche. Quindi questa non è la moneta generata dallo Stato, ma la moneta che utilizziamo noi.
Lui è molto importante in quanto oltre a essere un economista è anche uno storico e ci fornisce proprio la visione della storia dell'Unione Europea, quindi del perché di tutte queste scelte che hanno distrutto i nostri diritti di popoli, a partire addirittura dalle fondamenta. Paolo Barnard è un giornalista d'inchiesta molto autorevole, cofondatore della trasmissione Aleppo, corrispondente per la stampa estera delle maggiori testate, dei maggiori giornali, dei maggiori quotidiani nazionali, che è stato il primo che ha portato in Italia tutte queste cose, tutte queste realtà, tutti questi concetti che questa sera vedremo insieme. Una rapida descrizione di quello che abbiamo fatto fino adesso, quindi abbiamo organizzato come movimento MMT Italia 2 meeting molto partecipati che si sono tenuti nel 2012. Il primo nel mese di febbraio 2012, in cui per la prima volta sono venuti gli economisti internazionali MMT in Italia a spiegare questa scuola economica, e il secondo nel mese di ottobre 2012, il primo febbraio e questo di ottobre. Questo è stato replicato anche a Cagliari sempre nel mese di ottobre. Molto importante questo meeting in quanto gli economisti MMT, Warren Moser, Matthew Forstata e Lampard West, insieme al giornalista Paolo Barnard, hanno stilato il programma di salvezza economica nazionale, che è un documento gratuitamente scaricabile dal nostro sito, che poi vi farò vedere anche alla fine della presentazione, perlomeno le cose fondamentali che dice. Descrive praticamente punto per punto cosa deve fare il nostro paese per uscire dalle catastrofe dell'Eurozona, tornare monetariamente sovrano e anche politicamente per poter alla fine gestire al meglio, in completa autonomia, con pieni diritti, il benessere della nostra popolazione. Questa cartina rappresenta i gruppi territoriali del nostro movimento e non è molto aggiornata, adesso sono sorti molti altri gruppi territoriali, comunque questo per testimoniare che il nostro movimento che comincia ad essere diffuso e più o meno in ogni regione abbiamo almeno un gruppo territoriale. Nel Veneto ne abbiamo uno. Chiaramente la Moser Economics Modern Money Theory non nasce direttamente da Warren Moser, ha tutto un retroterra culturale, pensate che risale oltre 100 anni di giganti dell'economia. Partiamo con questo signore che è George Knapp, un economista tedesco, il padre del cartalismo. Il cartalismo è quella scuola economica che descrive il funzionamento della valuta fiat, la cosiddetta valuta carta straccia, cioè una valuta messa in condizioni di monopolio dal governo di uno Stato, e per questo governo che ha il potere di mettere all'infinito questa valuta, di fatto la valuta non ha alcun valore, la puoi mettere all'infinito, come scrivere degli assegni su un pezzo di carta, come battere delle cifre come le tastiere di un PC, non c'è un limite, si può fare all'infinito. Ha valore per noi nel momento in cui siamo chiamati al pagamento delle imposte, che è quell'operazione che il governo ci impone per dare valore alla valuta. Perché noi, se non paghiamo le tasse, all'interno di uno Stato non avremo diritti, non ci potremo vivere. John Maynard Keynes penso che non abbia bisogno di presentazione di questo grande economista del XX secolo, lui in qualche modo è il primo che si contrappose al pensiero classico neoliberista e disse che il libero mercato, se lasciato a sé, non ha fatto il potere di autoregolamentarsi come l'economia neoclassica dice, non c'è la mano invisibile famosa che dall'alto regola tutto. No, perché in momenti di crisi a questo punto c'è solo l'intervento dello Stato con la sua spesa pubblica che può intervenire per salvare l'economia, per tirarci fuori dal buco. A Palermo è un economista che non viene dal mondo accademico perché lui era una persona comune come tutti noi, aveva un negozio che fu travolto dalla grande crisi economica del 1929, non si diede per vinto perché vuole capire perché l'economia gli aveva sottratto le sue attività, si mise a studiare ed divenne uno dei più importanti economisti del XX secolo, professore alla Cambridge University, ed è il padre della cosiddetta finanza funzionale.
ossia il pensiero economico che dice che uno Stato sovrano, uno Stato che ha la sua valuta, non deve affatto preoccuparsi di concetti astratti nella gestione delle cose pubbliche. No, uno Stato che vuole veramente fare il bene dell'economia reale deve chiedersi semplicemente cose concrete come di quante persone, di quanti soldati ho bisogno, di quanti infermieri ho bisogno negli ospedali, che livello di produzione industriale voglio che ci sia all'interno del mio paese, che livello di occupazione. Mentre altri parametri che sono quindi oggi taranti, del tutto astratti, tra un po' vedremo che sono astratti, che sono il deficit pubblico e il debito pubblico, devono essere tranquillamente messi da parte se si scontrano con l'economia reale, con ciò che veramente conta per la nostra vita. Wygotsky, questo è un economista inglese che negli anni 90 sconsigliò alla Gran Bretagna di entrare nell'euro, e fortunatamente per loro adesso ne sono ancora fuori, e lui è il padre dei cosiddetti saldi settoriali, e fra un po' vedremo bene insieme cosa sono. Questo è un concetto fondamentale della MMT, e una volta che avremo capito questo, avremo capito perlomeno un 60% di tutto quello che vi sto dicendo, di tutto quello che vedremo insieme questa sera. Prima però una distinzione molto importante da fare. Allora, uno Stato, l'Italia, alla fine esiste una divisione di due tipologie di beni che circolano all'interno di questo Stato. Ci sono i beni reali, se ci pensate bene, cos'è un bene reale? È tutto ciò che ha un valore intrinseco, quindi l'acqua, il cibo, la casa, il riscaldamento, l'auto, tutto ciò senza i quali noi non potremo vivere o comunque avremo una qualità di vita che è molto inferiore a quella di cui oggi godiamo, non si sa ancora per molto, non si sa ancora per quanto, scusate. I beni finanziari invece sono un'altra cosa, sono i soldi, la valuta, l'unità di conto, quindi le banconote, i conti correnti, i crediti, i debiti, perché anche quelli sono denaro, qualcosa che di per sé, se ci pensate bene, non ha valore intrinseco. Noi se abbiamo in mano un telecomando, ma non abbiamo in mano la televisione, il telecomando è utile in quanto ci permette di accedere a un bene reale, che è il programma che possiamo guardare sulla televisione. Ma di per sé, se io ho il telecomando, ma non ho la televisione, ho in mano un pezzo di plastica che non mi soddisfa, non mi dà alcun bene reale. E questa è la stessa cosa per il denaro, ossia un codice che in qualche modo ci permette di accedere ai beni reali, ma che di per sé non ha alcun valore intrinseco. No, perché uno Stato monopolista delle sue valute le può emettere all'infinito, con pochi limiti che sono anche facilmente intelligibili, che fra un po' vedremo insieme quali sono. I saldi settoriali di Wygotsky. Allora, è corretto dire che in economia alla fine ci sono tre settori, ci sono solo questi tre settori, ragionando dal punto di vista macroeconomico. Questa sera parliamo di macroeconomia, riferita, come ho accennato, a uno Stato monopolista della sua valuta. Il primo è il settore governativo, ossia tutte le amministrazioni pubbliche, in particolare in questo caso intendiamo Ministero del Tesoro e Banca Centrale. Il settore non governativo siamo tutti noi qui dentro, quindi cittadini, aziende, banche commerciali, e il settore estero è tutto ciò che sta all'esterno di uno Stato, tutto ciò che è fuori dall'Italia, per esempio. E proviamo un attimo a ragionare insieme bene sulle dinamiche di questi tre settori. Guardiamoli innanzitutto, sezioniamoli e guardiamoli dall'interno per capire bene cosa succede all'interno di questi tre macro settori. E partiamo con l'analisi del settore non governativo. Guardiamo bene questo schema, quindi qua abbiamo imprese, cittadini, banche che erano mutui, crediti, e proviamo a chiederci chi è che all'interno del nostro settore concretamente genera denaro? Chi è che può aumentarlo al netto? La risposta del comune cittadino potrebbe essere: siamo in un momento di crisi, non c'è molto lavoro, bisogna lavorare di più, bisogna aprire un'azienda, nel nostro caso un'impresa edile. Ma proviamo a ragionare insieme su una cosa. Se qui dentro uno di noi apre un'azienda e va bene,
gli va bene le sue attività, perché riesce ad accumulare una forte ricchezza, quindi molte persone comprano il suo prodotto, lui riesce a produrre per sé un forte utile, a pagare anche stipendi. Ma da dove vengono tutti questi soldi che fanno la sua ricchezza e fanno anche la ricchezza dei suoi dipendenti? Cioè, per ogni guadagno che io ho all'interno di questo settore, c'è sempre qualcun altro che perderà con lo stesso ammontare di valuta. All'interno del settore non governativo non ci può mai essere creazione di nuova valuta al netto, cioè che cresce senza che nessuno di noi si impoverisca. Lo stesso con le banche, perché erogano crediti, ma contemporaneamente si generano anche debito. Quindi dentro il settore non governativo alla fine avrò sempre un più che però è compensato da un meno di pari entità. Questo è matematicamente quello che avviene e anche economicamente è corretto affermare questa cosa. Quindi il problema è che noi dobbiamo alzare la nostra domanda interna, come giustamente diceva Pannella, che abbiamo troppo poca ricchezza, spendiamo poco, le imprese non aprono, oppure chiudono, oppure licenziano. Dobbiamo adottare un comportamento anticiclico, quindi aumentare la ricchezza in tempo di crisi, innalzare il nostro totale di spesa della domanda aggregata per rilanciare l'economia. Qui dentro abbiamo visto che non è possibile, stando all'interno di questo settore, aumentare la nostra ricchezza dentro. Deve necessariamente esserci un settore esterno, non governo, che nel nostro caso è il governo. E ricordo che stiamo parlando di governo di uno Stato a valuta sovrana, monopolista che mette per primo la valuta. Il governo che con la sua spesa pubblica mette nuova ricchezza finanziaria qui dentro, che è tutta ricchezza nuova che noi guadagneremo senza che nessuno di noi contemporaneamente la perda. Sfortunatamente, tra virgolette, il governo fa anche un'altra cosa molto meno carina, che è quella di tassare. E cos'è la tassazione? La tassazione è un drenaggio di risorse finanziarie dal settore non governativo, esattamente come togliere dell'acqua dalla vasca. In questo caso qua, se osserviamo bene questa semplice equazione aritmetica, va bene, perché a fronte di un'entrata che abbiamo noi settore non governativo di 100, abbiamo un'uscita di 80. Per noi va bene perché avremo comunque più 20 di nuova ricchezza finanziaria netto che circolerà all'interno del nostro settore, con la quale noi potremo risparmiare di più, potremo spendere di più, che questo è ancora più importante, perché la spesa, come dice Keynes, coincide sempre con un reddito, quindi dovremo spendere di più, potremo far sì che ci sia più domanda aggregata, che le imprese aprono, oppure quelli che ci sono producono più utile, più stipendi e licenziano di meno. E contemporaneamente guardiamo bene cosa succede all'interno dei bilanci del governo. I bilanci del governo in questo caso, con questa tipologia di spesa, andranno in passivo, in meno. Qui avrà un meno 20 perché il governo raccoglierà di meno di quello che ha seminato. E questa, guardate bene, questa operazione che compie il governo si chiama deficit di bilancio. Una cosa mostruosa che quotidianamente ci viene descritta dai nostri media, ci viene imposto dall'Unione Europea di abbassarla, addirittura ad azzerarla, ci viene descritta come la nostra disgrazia, un debito vero che dovremmo poi ripagare. Assolutamente non vero, perché nel caso di uno Stato a moneta sovrana succede questo. Il Ministero del Tesoro ha in particolari conti del Tesoro presso la Banca Centrale, dai quali conti può emettere la sua valuta, e quando le emette abbiamo visto che si generano di meno. Quando raccoglie con le tasse si generano di più, che non faranno altro che abbassare i meno iniziali che si sono formati quando spende. Ma questo, se ci pensiamo bene, non è un dato debito. Il governo deve fare così, questo è solo un conto, è solo il segnale sul libro contabile una differenza tra entrate e uscite. E il governo deve fare così, perché se non fa così, qui dentro circolerà sempre a zero, non circolerà mai nulla, noi non potremo risparmiare, non avremo mai nuova ricchezza finanziaria per la quale potremo spendere. E questo è il compito del governo, questo è il vero compito del governo virtuoso.
E il governo mi ha consigliato potrebbe però fare un'altra cosa, che è quella che purtroppo per noi oggi fa, ossia realizzare il pareggio di bilancio. Cioè, quando il governo si agoratamente spende per noi la stessa quantità di soldi che ci trae quelle tasse, qui dentro noi avremo uno zero. Proviamo bene a pensare veramente che Dio sia a trovare che questa operazione, soprattutto in un tempo di crisi, possa fare il bene di tutti noi settori non governativi. No, perché con questa operazione noi non potremo più risparmiare, non potremo spendere di più. Questo significa stagnazione economica e a lungo andare significa anche impoverimento, perché non potremo più risparmiare. Parallelamente i conti del governo andranno a posto perché non avrà più quegli antipatici meno che aveva prima, ma avrà di zero, salverà i suoi conti, il suo cosiddetto debito, però saremo a zero anche noi. Quindi capite bene che in una situazione come quella attuale, in cui noi abbiamo proprio messo in Costituzione questo pareggio di bilancio, è impossibile adottare delle manovre anticicliche per rilanciare, come giustamente diceva lui, l'economia, per spendere di più e far sì che le imprese generino lavoro. Ma noi abbiamo fatto una cosa addirittura peggiore di questo, ossia il surplus di bilancio, che è quell'operazione che saremo costretti a fare per 20 anni in seguito alla sottoscrizione del trattato Fiscal Compact, che ci impone ogni anno un governo che per noi non farà più nulla, anzi continuerà a spendere 100, a tassarci più di quello che spende, e quindi proviamo bene a pensare. Senz'altro il computer del Ministero del Tesoro presso le banche centrali faranno i salti di gioia perché avrà di più, quelli che piangeremo siamo tutti noi qui dentro perché avremo dei meno su base costante ogni anno. Quindi proviamo bene a pensare, meno 20 un anno, gli anni successivi meno 30, meno 40, meno 50, meno 60, è quello che è. Che fine farà il nostro paese continuando così? Farà la fine dello Zimbabwe, letteralmente. Diventeremo lo Zimbabwe d'Europa, non lo Zimbabwe dell'infezione, un altro tipo di Zimbabwe. E questo è quello che noi attivisti dell'NLT, economisti dell'NLT, chiamiamo crimine, guarda proprio crimine contro l'umanità, perpetrato da queste logiche criminose, che alla fine c'è un motivo per cui fanno queste cose qua, perché non le fanno per nulla. Perché vogliono riprendersi la ricchezza, sui grandi poteri finanziari e industriali che fino a poco tempo fa controllavano il mondo e vogliono tornare a quelle condizioni. Proprio su questo gioco, perché vogliono impoverire la popolazione, perché vogliono speculare i derivati sui fallimenti degli stati, hanno fatto grandissime fortune con questo sistema. Pensate che dal nostro paese, dall'inizio della crisi del 2007, sono spariti qualcosa, tramite le speculazioni, come 450 miliardi di euro. Non parliamo poi della Grecia, dove là abbiamo tassi di interesse su titoli annuali che arrivano anche sopra il 1000%, e questo è il gioco che stiamo facendo. Questo è quello che ci chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa. Questo è. E economicamente parlando, è però corretto dire che in effetti ci sarebbe un terzo settore che può fare il giochino che abbiamo visto prima, ossia arricchirci dando a noi di più di quello che ci toglie. Che è il settore estero. In caso specifico ho fatto l'esempio della Germania, che non è un esempio a caso, e in questo caso se noi riusciamo ad esportare alla Germania più di quello che importiamo da lei, a voi va bene dal punto di vista finanziario, però, perché noi riusciremo comunque ad avere degli attivi. Però l'altro paese sarà anche passivo, non penso che gli andrà tanto bene al resto del mondo andare in passivo per salvare il mondo. Comunque crea un danno agli altri. Ma questo comporta anche altre cose, perché comporta che devi essere competitivo. E per essere competitivi cosa bisogna fare? Bisogna abbassare i nostri salari. Noi adesso siamo in una condizione in cui non possiamo nemmeno più svalutare la nostra valuta, perché non ce l'abbiamo più. Dobbiamo abbassare i salari. E quello che ha fatto la Germania con le riforme del mercato del Federal Arts, nel 2000 ha realizzato il più forte abbassamento dei salari reali, se consideriamo il settore medio, il più forte abbassamento in tutta Europa.
e ha di fatto distrutto tutti gli altri paesi, come poi vedremo meglio, con le sue esportazioni, arricchendosi ma impoverendo tutti gli altri. Ma un'altra cosa, perché un bel giorno la Germania potrebbe anche dire: cari Italia, il tuo prodotto, le scarpe, piuttosto che qualsiasi altro prodotto, non lo prendo più da te perché mi costa molto meno prenderlo in Cina, piuttosto che in Vietnam, piuttosto che in Sudan, piuttosto che in India, perché adesso non va più di moda neanche la Cina. E quindi cosa succede a questo punto? Se restiamo secoli, come facciamo poi a garantire i servizi essenziali, gli ospedali, le salute? Facciamo a garantire la vita e la prosperità della nostra popolazione se ci basiamo unicamente su una fiducia di rapporti con gli altri stati? Non potremmo più farlo. E questo è il limite dell'Expo. Quindi diciamo che le esportazioni non sono una reale ricchezza, perché la reale ricchezza sono i beni reali, sono ciò che tu produci, sono beni e servizi che il tuo sistema industriale e di servizi produce per la tua popolazione. E qui non è così, perché con le esportazioni sei costretto a mandare fuori dal tuo paese questi beni reali, di cui la tua popolazione non godrà, godranno altri, al fine di avere come introiti dei beni che non hanno valore intrinseco, che sono molto precari. I soldi per il 90% pensate che sono solo dei codici elettronici che circolano, che si spostano all'interno dei conti correnti bancari, e non saranno nemmeno probabilmente distribuiti, perché le grandi aziende neomercantili, soprattutto franco-tedesche nel nostro caso, giocano proprio su questo, ossia abbassare i salari, far sì che non ci sia un'equa distribuzione della ricchezza, proprio perché per esportare bisogna abbattere il consumo interno, perché i prodotti dovranno essere acquistati di più all'estero che non all'interno, e comunque per essere competitivi devono essere abbassati i prezzi e quindi anche il costo del lavoro. Adesso vediamo gli schemi che vi ho appena fatto vedere in una struttura piramidale. Vediamo bene. Al vertice di questa piramide non ci sarà più lo Stato democratico eletto dai suoi cittadini, ci sarà la Banca Centrale Europea, formata dalle 17 banche centrali di tutti i paesi dell'Eurozona, la quale per statuto cosa fa questa Banca Centrale? Crea da nulla, ma li mette per trattato, articoli 123 e 124 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, li mette nel settore delle banche, quindi privati investitori, banche commerciali, ma anche banche di investimento, anche fondi di pensione, fondi assicurativi, fondi speculativi, hedge funds, addirittura anche fondi sovrani, arabi, libici. Oggi noi dipendiamo da queste signori qua per tutte le nostre spese, perché adesso il governo cosa deve fare? Non potrà più spendere la sua moneta da nulla come faceva prima. Sarà costretto ogni volta a bussare alla porta di questi signori a chiedere soldi in prestito, esattamente come un qualsiasi cittadino. Un qualsiasi cittadino che la mattina si alza, non ha più uno stipendio, non ha più un conto in banca ed è costretto continuamente a chiedere soldi in prestito per finanziare sotto casa. Gli dirà: ok, i soldi te li presto, il tasso di interesse lo decido io. E questa è la situazione in cui sono ridotti tutti i governi, tutti gli stati dell'Eurozona. A questo punto il governo dovrà chiedere in prestito i fondi, solo dopo li potrà spendere per noi il governo, poi però tutti questi fondi dovranno essere restituiti a questi signori, maggiorati di interesse. Per questo capite bene come. Vedete, spesa 100, tasse 105. Questo matematicamente comporta il nostro impoverimento. Non c'è nemmeno bisogno di elevare il fiscal compact, perché è già insito nelle logiche dei trattati europei questo funzionamento, questo vero crimine contro gli stati, contro i popoli che ci sta impoverendo ormai da più di 10 anni.